c'è. Solo perché ha chiuso. Chi era? Non lo so, non ha detto niente, ha detto beh, sono sbagliata. Chi era? Non lo so, non ha detto niente. Non ho capito chi era. È un numero nostro qua, Non lo dai, No, vai tu. Quante volte non l'ho dato? Sì. Allora, eccoci qua. Adesso li mettiamo al carico. Lo lasciamo riposare almeno 40 minuti. Poi lasciamo il fuoco. Già spento. Sì, già raggiunta la temperatura. Basta. Bolognese, guarda. No, questa è la campidanese. Sorry. Campionese? Campionese. Ah, con salsiccia questa. Salsiccia, esatto. Sentivo un profumino di salsiccia. Attenzione perché io sono Sì. Sì, attenzione al ragù e dove lo mettiamo, mi raccomando, non negli spaghetti. No, è vero, Ecco, questo è- Non negli spaghetti. Nella lasagna va bene, nella fettuccina fa bene. Ma negli spaghetti proprio. Il famoso spaghetto alla bolognese che si mangia in tutto il mondo, che a Bologna non esiste. È vero. Ma che poi in realtà non è neanche male, però se vuoi mangiare fare con la tagliatella Tagliatella, la lasagna va Sì. bene, si sposa bene. Ma... Siete un po' una campagna contro lo spaghetto. Esatto, abbiamo la campagna contro lo spaghetto alla Bologna. esatto. La campagna Sono è... i tortellini. Allora adesso Sì. lo copriamo e lasciamo coperto a riposare. Lasciamo riposare un po' direttamente. E questo raggiunge di nuovo una bassa, si raffredda, e raffreddandosi poi quaglia tutto quanto. Perché hai detto, vede dopo cosa fai? Rompi la cagliata, lo riscaldi Esatto, ancora, lo scaldo ancora. poi dopo lo lasci raffreddare, lo metti nel... Lo facciamo, la massa la facciamo Sì, che si raffermare, Sì. poi lo trasferiamo in un altro contenitore. Andrebbe lasciato così, no? Però per l'uso che dobbiamo farne noi siamo costretti a... No? Diversamente cosa si fa? Si fa la quagliata e si lascia così Ti dentro. lasci direttamente lì. Solo che per l'uso che facciamo noi rimane troppo molle, quindi non possiamo utilizzarlo. Allora devo fare quest'altra procedura non corretta per fare quello che devo fare, però lo si fa.